Il Campiello saluta Bruno Vespa, saranno Neri Marco Re e Geppi Cucciari a presentare la premiazione del premio. Questa è una delle novità della 51esima edizione. L'appuntamento è per sabato 7 settembre al Teatro La Fenice di Venezia, un modo quello di quest'anno di coniugare cultura e leggerezza con un approccio meno formale grazie all'empatia dei due nuovi presentatori, un premio che è diventato il concorso di spicco a livello nazionale e ha superato i confini regionali. La parola cultura, la parola territorio, la parola paesaggio, la parola turismo inteso come economia di qualità diventeranno probabilmente la vera industria del futuro del Veneto. E allora se questo oggi è nei dati e nella prospettiva delle persone venete, la politica o è con questo progetto o non è. E proprio la cultura oggi può offrire soluzioni innovative anche alle aziende, secondo il presidente di Confindustria Veneto Roberto Zuccato, attraverso il successo dell'Italian Style in tutto il mondo. Io credo che il legame tra impresa e cultura sia fondamentale, specialmente in questi momenti. Dobbiamo capire che un territorio come il nostro, che ha dei valori enormi culturali, ambientali e di arte, ha bisogno di riuscire a utilizzare questo legame forte e riuscire a trasferire nei nostri prodotti, nel nostro modo di fare impresa, queste bellezze e questa ricchezza straordinaria che abbiamo. Il premio alla carriera sarà assegnato ad Alberto Arbasino, che ha garantito la sua presenza alla Fenice, mentre la giuria di letterati che sceglierà venerdì 31 maggio la cinquina finalista sarà presieduta dallo psichiatra e psicologo Paolo Crepè. Quello che il grande pubblico tende a percepire è soltanto l'elegante serata finale al Teatro La Fenice, che è naturalmente un avvenimento conclusivo molto suggestivo, ma in realtà quello è il punto di arrivo di un lungo itinerario che comincia dal punto di vista strettamente pubblico proprio dopodomani con l'evento della selezione della cinquina finalista nell'aula magna del Bo dell'Università di Padova.